Mi prenderò una mezz'oretta, sono le 3:15, quindi mi prenderò una mezz'oretta per darvi un po' di informazioni che mi ero segnato nel mio notebook, che amo scrivere, amo prendere delle note quando lavoro, quando semplicemente sento dei podcast, quando leggo dei libri. Mi sono preso un po' di note su vari commenti che mi sono arrivati in questi giorni nei miei ultimi video YouTube, che probabilmente potrebbero, servire a tutti, perché questi sono domande ricorrenti che mi fanno, più persone, diverse persone, e devo rispondere sempre alle stesse cose molte volte, e quindi ho deciso: "Ma facciamo una live e diciamo, queste risposte a tutti", no, anche perché non tutti vanno a vedere i commenti e le risposte ai commenti di ogni video che faccio. Adesso non so quanti video ho fatto, ma ne ho fatti diversi. Ho iniziato 2 anni fa, spero che, vi stanno piacendo, che vi stiano dando delle informazioni utili. Molte persone che io, non conosco neanche, a volte dopo, magari qualche video che pubblico mi dicono: "I tuoi video mi stanno veramente aiutando". Questo mi riempie veramente il cuore, perché per me questa è una missione di darvi le giuste informazioni, le informazioni che molte volte, molti dottori, molti fisioterapisti, molti professionisti della sanità, della salute non danno, perché non hanno il tempo o non sanno queste cose. In buona fede, ovviamente, è sempre tutto in buona fede, però, nel mio canale voglio veramente darvi quelle informazioni che, se voi le applicate da soli, da sole, riuscite a stare bene. Poi, fin dove arrivate, se riuscite ad arrivare a un punto di successo, quindi semplicemente dai miei video YouTube, i miei blog, le mie newsletter, io sono contentissimo. Veramente questa è la cosa, cioè è il motivo per cui faccio questo lavoro, di interrompere questa epidemia di dolori cronici non curati a dovere. E questo come faccio a sapere che non sono curati a dovere? Lo guardo le domande, guardo i commenti dei miei video, e lì dico: "Cavolo, cioè per me ci son delle cose molto scontate oggi, che però non sono ancora scontate per la maggior parte della popolazione che soffre di dolori persistenti". Uno degli ultimi commenti di un ultimo video che è stato fatto è se i problemi miofasciali potessero anch'essi essere delle problematiche di dolore neuroplastico. Ovviamente io, quando vedo dei commenti di questo genere, non riesco a dire se la tua problematica, semplicemente dicendomi il nome, dolore miofasciale, piuttosto che emicrania muscolo-tensiva, piuttosto che mal di schiena, io semplicemente do un nome. È impossibile dirti se quella roba lì è, di natura psicosomatica o neuroplastica. Perché come si fa a capire se questa problematica che tu hai è di natura neuroplastica, quindi generata da un sistema nervoso ipersensibile? Lo si fa attraverso un'accurata diagnosi. Un'accurata diagnosi cosa vuol dire? Che ci si prende del tempo, un professionista che è, diciamo, allenato e ha studiato queste problematiche. Esempio, io, se sei tu di fronte a me e devo farti una diagnosi, vabbè, chiamata diagnosi, noi fisioterapisti non possiamo farla, la diagnosi la fa il medico, e molte volte però il medico, semplicemente ti dice: "Ah, questa è un dolore muscolo-tensivo, è una emicrania muscolo-tensiva". Bene, questa diagnosi non ci dice assolutamente nulla, se non che tu hai dolore semplicemente. Di che natura è di questo dolore, lo si deve capire. E molte volte ciao, buongiorno Adriana, e ciao Long Island. Questo dolore, la natura del dolore lo si può capire attraverso delle domande particolari sui tuoi sintomi. Questa è una prima parte della parte di diagnosi, cioè capendo: ho dolore al collo, che natura ha questo dolore al collo? Iniziamo a capire quali sintomi hai, e dai sintomi capiamo se questa problematica può essere una problematica
grave oppure no. E questi sintomi sono solitamente, per i dolori neuroplastici, sono sintomi, dolori che migrano da una parte all'altra del corpo, si estendono, vanno su, vanno giù in base allo stress, sono dati e scaturiti dopo un periodo stressante della tua vita, sono scaturiti dopo a volte dei conflitti, o a volte sono scaturiti magari dopo un periodo in cui hai avuto un trauma fisico, ad esempio un infortunio, e poi quell'infortunio dopo le 6-7 settimane, quell'infortunio, quella parte del corpo ti continua a fare male. Ora, il medico o un professionista sanitario come un fisioterapista ha delle red flags che si chiamano appunto red flags, che ci dicono questa paziente potrebbe avere qualcosa di grave, riferiamolo al medico. E il medico poi, in base a un'altra diagnosi, dice se questa cosa può essere una cosa grave oppure no. Cos'è che si potrebbe avere? Quali sono le red flags che in fisioterapia io ho studiato? Queste sono le cose più importanti che un fisioterapista può fare. Guardare queste red flags all'inizio. Esempio, red flags potrebbero essere perdita di peso istantaneo negli ultimi 30-40 giorni. Se inizia a perdere peso, se il dolore, ovunque tu ce l'abbia, inizia, per esempio, se il dolore inizia a essere nella parte lombare, quindi mal di schiena basso, e tu inizi a non camminare bene perché hai perdita di forza negli arti, quindi alle gambe, perdi sensibilità alle gambe, perdi senso di contrazione nell'utero e nello stomaco, quindi problemi di digestione, problemi però non solo digestione, cioè più gravi, a fare la pipì, andare in bagno, insomma tutte queste cose. Problemi veramente seri, ok? Tutte queste sono red flags. Ora, io non ti posso fare una lezione perché tu non sei un medico, non sei un fisioterapista, e queste cose, insomma, non ti serve saperle. Però voglio farti capire come avviene questa diagnosi. Non è un qualcosa che semplicemente si fa da un test online e dire ok, questo è il dolore nociplastico. No, perché anche se io ho un test online che ti invito a vederlo, magari metto giù un link dove puoi fare questo test e vedere se veramente in base ai punteggi potresti avere un dolore nociplastico oppure no, ma è un'indicazione, non è una diagnosi. Servono quindi capire come i sintomi si muovono di natura, ok? Se sei sempre un dolore costante piuttosto che un dolore che va su e va giù nella giornata, se è collegato allo stress o non è collegato allo stress. E ovviamente poi ci sono tutte quelle cose, diciamo, pratiche mediche che si fanno risonanze magnetiche, dove si va a escludere una problematica grave. Tutte queste cose costa tempo, costa soldi, ma molte volte sono già state fatte delle risonanze magnetiche. Quindi un fisioterapista o un medico che guarda una problematica nociplastica o possibile nociplastica, cosa guarda nella risonanza magnetica? Capisce, primo, se ci sono dei tumori, se ci sono delle problematiche più gravi, delle ernie molto grandi che vanno a comprimere un nervo. E badate bene, quando dico comprimere un nervo, i sintomi di una compressione nervosa sono molto chiari, sono compressione di un nervo, di una parte, quindi parliamo di radicolopatie, vanno a far sì che tu perdi forza, che tu perdi sensibilità. Ma quando queste due cose, forza e sensibilità, non sono perse, ma c'è solo dolore, ed è guarda caso un dolore che migra, si estende nella schiena o nel collo, questo, la radicolopatia, non lo fa, o meglio, se lo fa, se il dolore si estende in una porzione molto precisa della gamba, molto precisa della gamba. E oggi i medici sono molto
hanno avuto una grande esperienza su queste problematiche gravi, acute. Quello che non si riesce a capire oggi in Italia, ma anche all'estero, è quando questi dolori, nonostante si escludono problematiche gravi, quindi anche di ernie, di protusioni grandi che vanno a comprimere un nervo, quando si escludono queste problematiche e il dolore rimane, lì bisogna fare una accurata diagnosi per dire: ok, c'è anche il dolore nociplastico oppure no? Esiste una problematica psicosomatica oppure no? E molte volte, negli ultimi studi che abbiamo, ma più del 90% dei dolori persistenti, in base a questi studi, sono di natura nociplastica, ovvero problematiche che vengono in un certo senso somatizzate e il dolore è stato memorizzato nel sistema nervoso. Cos'è il sistema nervoso? Cervello, colonna vertebrale, midollo spinale, questo è il sistema nervoso centrale. Poi se noi diciamo sistema nervoso in totale è cervello, midollo spinale e tutti i nervi che si ramificano in tutta la parte del corpo. Ora, uno di quei commenti era: i problemi miofasciali possono essere di natura anche nociplastica? Sì, assolutamente sì. Se invece mi stai chiedendo se il tuo problema, in base a un commento che mi fai su YouTube o sul mio video, se è di natura nociplastica, non te lo posso dire. Come si fa a fare una diagnosi online su un commento? Non si può, però sì, in generale sì, i problemi fasciali possono essere nociplastici. Dolori migranti, io nell'ultimo video ho fatto un video che si chiama sintomo imperativo e ti invito a guardarlo perché ti spiega perché il sintomo migra e non c'è solo una spiegazione fisica, ma c'è anche una spiegazione un po' più deep, un po' più psicologica, perché noi abbiamo un'intelligenza dentro il nostro corpo che molte volte non viene capita. È un'intelligenza che va anche fuori la nostra concezione conscia. Noi siamo molto di più di quello che pensiamo, noi siamo molto di più di quello che crediamo. E com'è possibile che un'ernia, una protusione, ma qualsiasi cosa che sono abnormalità date dall'invecchiamento possano coesistere, possono causare un dolore di così tanti anni? Io ho pazienti clienti che hanno dolori da più di 10 anni, che con queste pratiche sono ritornati a stare bene, stanno ritornando a stare bene, ma ci vuole tempo. Non è che semplicemente sapendo queste informazioni, io domani sto bene, non funziona, perché capita molto spesso che c'è una cura, insomma, un periodo di cura in cui tu pensi: guarda caso, dopo queste informazioni sono ritornato, il mio sintomo si è abbassato, e poi si rialza. Questi si chiamano sintomi imperativi. Questi sintomi imperativi sono proprio caratteristici del dolore nociplastico. Poi, un'altra cosa che non ho mai detto nel mio canale sono parlare di integratori di vitamine. Non mi piace parlare molto spesso di queste cose, nonostante io anni fa volevo fare nutrizione, volevo iniziare un percorso di nutrizione prima di fare quello di fisioterapia, perché io sono un appassionato di nutrizione. Non l'ho mai detto magari pubblicamente nel canale, ma sono sempre stato un appassionato di nutrizione, di buon cibo, di capire come il cibo influenza la salute, come il cibo influenza il cervello. E nel mio programma Neurobalance da oggi c'è anche il bonus 1-2 sulla nutrizione e sugli integratori e sulle vitamine. Ma andare così dritti a prendere una marea di vitamine pensando che le vitamine ti vanno a curare il dolore, no, perché la prima parte di Neurobalance è proprio quella educativa, di mindset, di educazione. Questo è il primo tassello. Toglietevi dalla testa che dovete prendere la vitamina X, l'integratore L per ritornare a stare bene. Non esiste, perché se fosse stato così io non sarei guarito. Ho altre persone che sono guarite
avrebbero dovuto fare la stessa cosa, ma non è stato così. Ora, detto questo, le vitamine, gli integratori, allora, si possono prendere, però in una maniera in cui capiamo che stiamo agendo su tutto il corpo, non solo su quella parte di dolore. Quindi, quali sono le vitamine e gli integratori in base ai miei studi, in base alle mie ricerche di anni, che posso dirvi con certezza che funzionano, che danno dei risultati sul lungo termine, ok? La vitamina D, primo, sono 3 le cose che voglio dirvi. Vitamina D. La vitamina D molte persone non sanno neanche qual è il loro valore. Ora, noi siamo in Italia, abbiamo tantissimo sole nel giorno, anche soprattutto adesso in estate, ma quanto tempo stiamo sotto il sole veramente in esposizione? Forse un mese l'anno? Ma tutta l'altra parte dell'anno siamo dentro casa, siamo dentro gli uffici, siamo con l'aria condizionata, con un tetto. Ora, la vitamina D non è solo una vitamina, ma anche un ormone vero e proprio, che va a contrastare l'infiammazione che esiste nelle persone che soffrono di dolori cronici. Guarda caso, molte di queste hanno valori bassi di vitamina D, a volte anche carenti. Quindi, prima di prendere una vitamina D, bisogna fare un'analisi del sangue. Costano pochissimo. Oggi persone spendono 1.000 euro al mese per fare visite di qua e di là, e non si spendono 100 euro, 70 euro, non so quanto costa, 50 euro, un'analisi del sangue per dire guardiamo la vitamina D, guardiamola annualmente. Ora, poi in base a quello si va a fare un'integrazione, però senza avere un'analisi non si fa integrazione, perché non è che prendi vitamina D così, tanto per, e poi quanto ne devi prendere. Questa è un'indicazione che deve dare il medico. Ora, io l'indicazione la potrei anche dare di quanto ne serve normalmente, vai dai 1.000 alle 4.000 unità al giorno. Però lì non lo posso dire io, non ti posso dire io a te così che non ti conosco quanto ne devi prendere, anche perché magari non sei carente e magari non ti serve. Io, no, a me non mi serve, sono molto al sole, però ogni tanto un anno e mezzo, 2 anni mi faccio le analisi. Poi il magnesio, questo è un altro, il secondo. Il magnesio si sa che è un rilassante muscolare, può aiutare soprattutto a dormire, ma non è la cura, può aiutare. Ora, costano poco, la vitamina D costa pochissimo, siamo su, guarda, 10 euro al mese forse, 5-10 euro al mese. Il magnesio stessa cosa, aiuta il sistema nervoso a rilassarsi. E la curcumina, l'ultima, per l'infiammazione, la curcumina. Ora, tutte questi 3 li trovi su Amazon, magari metto anche lì dei link in descrizione se vi servono, li metto. Nel mio programma Neurobalance ci sono già dentro, se siete quindi già dentro il mio programma Neurobalance Pro, ci sono già tutte queste informazioni all'interno. E quindi queste sono le 3 cose che vi servono. Non vi serve altro. Ora, un programma di nutrizione cura il dolore? Ok, il programma di nutrizione non è che cura il dolore, potrebbe aiutare, anzi aiuta l'infiammazione sicuramente, ma non bisogna andare a escludere, a togliere tutto quello che non ci fa male nella dieta, anche perché lì il nostro stress aumenta e noi sappiamo che il dolore nociplastico è collegato all'emozione, alla reazione allo stress, alla paura, all'amigdala che abbiamo dentro il nostro cervello. Ovviamente ci sono delle escamotage che bisogna fare nella nutrizione per evitare che il glucosio nel sangue vada a picco su. Quindi quello, glucosio, è quello che crea poi la glicemia, scusate, la glicemia. La glicemia a picco crea infiammazione, crea stanchezza, crea quindi poi alla lunga anche dolori. Quindi se tu già soffri di dolori cronici, sì che ti serve un programma diciamo che ti vada ad aiutare anche dal punto di vista della nutrizione. Ora, il programma Neurobalance Pro ha anche queste cose all'interno, dirti quali sono
le modalità per portare la glicemia bassa senza evitare niente, senza diciamo stravolgere la tua dieta. Magari in futuro ci sono anzi c'è già anzi un episodio con il dottor Granieri, amico nutrizionista, sul mio canale YouTube. Se scrivete Granieri Veneziano Therapy o Granieri Alessio Veneziano vi esce l'intervista. Ne abbiamo parlato comunque su questa parte di nutrizione e dolore. Un'altra cosa, altre due cose che vi voglio dire prima poi di lasciarvi, è il trattamento fisico. Persone mi chiedono cosa devo fare, cioè ho capito che la terapia psicosomatica, ho capito che i tuoi video mirano al sistema nervoso centrale, ma allora io cosa devo fare? Devo andare comunque a fare ozonoterapia? Devo andare comunque a fare i massaggi o fare terapie fisiche? La mia risposta è: io sono abbastanza purista in questo senso, perché la maggior parte delle persone buttano veramente soldi, ma non è che li buttano in modo buono, non è che li buttano perché li voglio buttare. Giustamente le persone vogliono stare bene e provano con il massaggio, provano con l'osteopatia, provano con l'agopuntura. Ma dovete capire che è il mindset che è totalmente spostato, che è l'educazione che è totalmente spostata. Quando io vado a farmi un'agopuntura o un massaggio senza sapere che la mia problematica è di natura nociplastica, che quindi data una ipersensibilità del sistema nervoso creata da come io sono fatto e da come io reagisco alle circostanze, da come sono cresciuto, dal mio stress. Io non è che posso risolvere il dolore con un massaggino. Ve lo dice una persona che ha fatto 10 anni di massaggio. Non solo ricevuto, ma fatto, perché io arrivo dal mondo di terapia manuale e non voglio dirti che i massaggi non bisogna farli, voglio dirti che se vuoi risparmiare tempo e denaro, vai su quello che ti serve, quello 80-20 che dico sempre, fai l'80% che ti serve. Fai l'80%, quell'80% è la terapia psicosomatica Neurobalance. Non dico che dovete prendere la mia come parola o il mio percorso come quello unico. Non ci sono tante persone in Italia che lo fanno, io penso sia una delle poche, non ne conosco e chi che lavora con me, anche loro non ne conoscono. È la terapia psicosomatica, che però prende in totale il corpo, la tua mente, il tuo corpo, il tuo stile di vita, le tue circostanze, il tuo ambiente. Il massaggino fatelo per stare bene dal punto di vista così, perché ti piace, perché ti fa stare bene nel momento, fatelo, però non è detto che ti va a curare il dolore, ti potrebbe dare un sostegno, anzi in certi casi non dà sostegno, dà solo problemi, perché il massaggiatore, che dovrebbe saperlo, un massaggio molto forte su una particolare persona, magari anche a livello cervicale, dà un problema al corpo, perché in certi massaggi molto forti possono essere sentiti dal sistema nervoso come un attacco proprio, quindi il giorno dopo inizi a sentirti male, giramento di sesta, nausea. Ecco, poi quanto ci mettiamo per ristabilire questo sistema? Ci mettiamo settimane, se non mesi, se non anni, perché la nostra mente e il nostro cervello è in costante allerta del dolore. Quindi trattamento fisico è questo quello che vi dico, non vi serve. Detto papale, non vi serve. La terapia online, quindi, se io ti ho detto che il trattamento fisico non vi serve, ciao Alessio, bel nome. Se la terapia fisica non vi serve per queste problematiche, la terapia online funziona. Ora nel 2024 ci sono molte persone che soffrono di dolori cronici, molte. Non so adesso la statistica precisa, ma parliamo di milioni di persone in Italia.
Queste milioni di persone sono anche persone anche magari anziane, sopra i 60, 70, 80 anni, che non possono muoversi da un posto all'altro. E quindi la terapia online è molto importante darla come modalità. Molte persone mi chiedono: "Ma tu dove ce l'hai lo studio?" Allora, io sono basato a Cagliari in Sardegna, ma io lavoro 90% online. Perché? Perché mi dà modalità di andare ad aiutare molte più persone online, anche perché i miei collaboratori non sono neanche qui in Sardegna. Uno in Irlanda, l'altro a Milano, poi un altro è a Pisa. Secondo voi come possiamo fare per raggiungere tutte queste persone? Non lo possiamo fare senza l'online. Ora, molte persone potrebbero dire: "Ma come si fa attraverso uno schermo a ritornare a stare bene?" Il Covid ci ha fatto veramente, ci ha dato questa lezione. Da uno schermo si può fare molto. È vero che energeticamente la tua persona che sta dall'altra parte dello schermo non prende tutte quelle vibes che tu c'hai da questa parte, ma sente la voce, sente il movimento, vede come ti guardo, vedi come mi muovo. Cioè noi da questa parte qui riusciamo a captare molte delle cose. Un occhio attento, un terapista attento, in una terapia online vede tanto, tantissimo di quella persona. Ora, nella parte dove tu dovrai fare delle cose ogni giorno e noi non ci siamo, e il team non c'è, abbiamo un portale che ti aiuta settimana per settimana su quello che devi fare. Ultimamente è uscito il mio mini corso, si chiama Neurobalance Essential Kit. Qualcuno di voi l'ha preso, grazie per quelli che l'hanno già acquistato, dove ti danno i micro step da fare per iniziare questa terapia. Sono micro step ovviamente. Ti vado a insegnare quindi come si fa il tapping, come si fa la scrittura espressiva, come si medita, quindi con una meditazione guidata di autoipnosi, che sono diverse da quelle che trovi ovviamente su YouTube. Troverai anche il mio ebook. A questo punto lì hai in poco più di 20 € quello che ti serve per iniziare. Questo è lo start. Qualcuno di queste persone può iniziare già con questo da oggi ed avere già dei benefici, perché io lo so che queste cose danno benefici, ma danno benefici quando vengono studiate. Ecco che la prima parte appunto c'è l'ebook, il mio ebook dove ti spiega come funziona il sistema nervoso, ci metti poco, sono 30-40 pagine, non sono fatte anche tanto di illustrazioni e diciamo figure, dove ti fa capire come funziona, e non ti devi andare a cercare 100.000 cose su YouTube, non devi andare su Google a trovarti il miglior sito che ti dà la soluzione. Io cerco di fare tutto in uno, farti risparmiare tempo, se vuoi anche denaro, per iniziare subito. Poi qualcuno di queste non basta, per qualcuno di queste non basta il Neurobalance Essential Kit e vuole andare ancora più avanti, e lì c'è anche il Neurobalance Pro. Il Neurobalance Pro però non è col mio team. Siete voi che fate le vostre settimane, che sono le stesse settimane che una persona in affiancamento fa, ovviamente senza però il team, e inizi a fare queste pratiche. Ho una persona, Matteo, mi ha scritto qualche settimana fa, lui dopo 6 mesi, dopo 1 anno e 6 mesi, ha risolto il dolore alla schiena di più di 10 anni. Ora, cosa vuol dire risolto dopo 1 anno e 6 mesi? Vuol dire che nelle prime settimane, i primi mesi, ha avuto un abbassamento del sintomo del 50%, 70%, ma per risolverlo ed essere col mindset 100% che lui si sente guarito adesso, c'è anche un'intervista di Matteo quando avevamo iniziato su YouTube, ora sta bene, fa le stesse cose che faceva 15 anni fa, andando in moto. Il dolore se arriva, ma dura pochissimo, il dolore lombare. Tra l'altro, Matteo, se vedi questo video so che mi segui, ti saluto ed è stato un piacere comunque averti
come cliente, e so che queste interviste che io porto di persone che o hanno lavorato con me o hanno lavorato con altre persone, terapisti del mio campo, danno una fiducia a quelle persone che ancora oggi sono stuck, sono proprio bloccate. Quindi se tu sei qui bloccato, bloccata, ti dico con onestà, perché non posso fare questo cioè, faccio questo dal 2021, mi sarei già stancato se queste cose non sarebbero fondate su scienza e non funzionano. Mi sarei stancato. Ora capisco che ci vuole fiducia anche dall'altra parte e dire io mi affido a una terapia che proviamo anche questa. Non c'è nulla da perdere, quindi ti invito a iniziare con Neurobalance Essential Kit. Se invece puoi investire un po' di più, prendi il Neurobalance Pro, perché tutto quello che facciamo io e i miei terapisti è il Neurobalance Pro. E il Neurobalance Pro lo trovi sempre sul mio sito web, venezianotherapy.com. Niente, quindi da là poi ti cade dico sempre, questa palla di neve che è piccolissima, inizia a rotolare nella montagna, diventa sempre più grande, il tuo dolore non può che guarire in questo modo, non può che guarire in questo modo. Quindi abbiamo parlato di problemi miofasciali, di dolori migranti, della vitamina D, del magnesio, della curcumina, del trattamento fisico e della terapia online. Se sei appena arrivato, guardati di nuovo la live dall'inizio, perché ho dato delle informazioni preziose e ho risposto a dei commenti che ultimamente mi arrivano e sono sicuro che potrebbero darti una mano. Per tutte invece quelle persone che sono rimaste fino adesso ad ascoltarmi questi 31 minuti, vi ringrazio di cuore. Faccio questo lavoro anche insomma per le persone di YouTube, sono sicuro che anche se solo una persona al mese migliora con queste informazioni, sono sicuro che quella persona, dicendolo a un'altra persona, possiamo aiutare veramente tantissimi. E più siamo meglio è, perché ci vuole pubblicità in questo che si fa. La neuroscienza del dolore è principalmente americana. Gli studi arrivano dall'Inghilterra, dalla Norvegia, dall'Olanda, dal Nord Europa e dall'America. Noi in Italia purtroppo siamo gli ultimi ignoranti, tra virgolette, che l'inglese non lo sanno ancora, e quindi questa scienza arriva tardi, ma questa ondata che io vi sto dicendo arriverà tra 4, 5, 10 anni, e oggi che io vi parlo di dolori nociplastici e la gente inizia a dire oh madonna, ma cos'è sta roba? Tra 10 anni, tra 5 anni queste cose saranno normali, anche perché sono già normali all'estero, perché non dovrebbero essere poi normali in Italia. Quindi se non volete aspettare 5 anni per capire se questa cosa funziona, provatela su di voi, non c'è niente da perdere, e vedete voi i risultati, ok? Ragazzi, ci vediamo nelle prossime live o nei prossimi video YouTube, e grazie per essere stati qua. Buona serata a tutti, ciao a tutti, ciao ciao.